Tensione alle stelle tra i dipendenti MOM e l'azienda su più fronti. Venerdì pomeriggio lo sciopero, lapidaria la replica del presidente Colladon. Nessuno è obbligato a fare gli straordinari. Stop al secondo giorno di sciopero dei benzinai. Dopo FAIB anche le altre sigle decidono di riaprire le pompe. Lo facciamo per gli utenti, non certo per il governo. Resta la mobilitazione, dicono. Il 7 luglio 2021, vessato da problemi economici e familiari, si incatenò alle porte del Tribunale di Treviso minacciando di farlo saltare con un finto ordigno. Il 56enne protagonista dell'episodio, trovato morto in casa, si è tolto la vita. Nell'estate scorsa aveva aggredito assieme a 2 complici alcuni ragazzi che si trovavano in vacanza a Jesolo, 22enne arrestato a Conegliano. Anche 10 mesi di attesa per chi deve rinnovare o chiedere ex novo il passaporto. Il questore di Treviso ribadisce la criticità e chiede pazienza. Il numero delle richieste, dice, è esploso. 2 valanghe in poche ore sulle Dolomiti, prima sul Nuvolao e poi sul Monte Padon, dove una 52enne mestrina resta sepolta dalla neve. È stata salvata in extremis. 26 anni fa lo schianto della volante lungo la Ponte Banne e la morte di 4 agenti che stavano intervenendo per una rissa. In questura la commemorazione. La storia di Matteo Crespan, giovane allenatore di Treviso che 10 giorni fa si è trasferito in Mozambico per insegnare il rugby a bimbi e ragazzi della capitale Maputo. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano la rabbia dei dipendenti, degli autisti di MOM, la tensione alle stelle, ed è su più fronti questa tensione, tanto che li porterà allo sciopero venerdì pomeriggio. La carenza del personale, l'eccessivo dello straordinario, la parte economica, il parco mezzi. La lista delle esigenze è lunga. I lavoratori MOM incrociano le braccia venerdì dalle 17:30 fino a fine servizio. Modifica continua dei turni, mancata concessione delle ferie, spostamento dei riposi programmati e la richiesta che tutti i part-time vengano trasformati in full-time sono alcuni dei tanti nodi da sciogliere. Il riconoscimento economico non soddisfa i lavoratori. In aggiunta, i sindacati chiedono da anni un premio risultato, lamentano un parco mezzi obsoleto e sono contro i subaffidamenti. Molto spesso ci troviamo noi dipendenti di MOM a dover coprire il servizio dei subaffidamenti. Questo comporta innumerevoli straordinari e non solo, disagi di ogni genere, anche a livello di vita, di qualsiasi tipo, perché gli orari sono infiniti, sono dalla mattina alle 5 fino alle 7, 8, 9 di sera. Si chiede di intervenire sui salari per favorire le necessità delle famiglie, orari più flessibili e poi il nodo sicurezza sui mezzi. Non è più possibile e accettabile che dei lavoratori rischino di essere malmenati solo perché sono in servizio. Bisogna garantire e tutelare i lavoratori che vengono in servizio. A tutto ciò si aggiunge lo scetticismo sull'iniziativa MOM Academy, il progetto di formazione per conferire la patente e la qualifica di conducente a 15 giovani disoccupati che garantiranno di entrare in azienda. Può essere molto parzialmente apprezzabile, ma è come tentare di curare una malattia grave con l'aspirina. Cioè, questo è un problema che esiste da anni e io credo almeno 5 anni che la situazione sia in questi termini, e ultimamente, anche e soprattutto dopo la pandemia, si è ulteriormente aggravata, e senza considerare che già in quest'anno ci saranno decine di autisti che sono prossimi alla pensione e che quindi andranno in pensione. Quindi l'idea di rimpiazzare con questi tentativi che poi si produrranno in tempi molto lunghi, perché formare un autista adesso significa averlo operativo fra mesi o addirittura anni, è veramente un palliativo che non porterà, a nostro avviso, purtroppo a grandi risultati. E dunque queste le accuse del sindacato e degli autisti. Allora, in attesa dello sciopero di venerdì, sentiamo le parole del presidente di MOM, Colladon. Non è che risolva tutti i problemi. Ovviamente questa è la prima prova che facciamo con 15 persone. Sappiamo anche che in questo momento fare la patente DDE ha un costo, quindi probabilmente i giovani hanno anche questa difficoltà, costa qualche migliaia di euro, ma non stiamo facendo solo questo. Ovviamente noi sappiamo che questo non è la soluzione di tutto.
Fino a questo momento chi entrava in MOM aveva un salario di ingresso, procedura che verrà cambiata alla fine di avere un incentivo a favore di nuove assunzioni e che in 6 mesi si proietterà a vantaggio del rapporto full time. E anche sul progetto MOM Academy l'impegno dovrà essere reciproco. Quando vengono da noi sanno benissimo che un anno almeno devono stare in somministrazione, quindi con umana, e poi ovviamente possono essere assunti in MOM. Tornando alle motivazioni dello sciopero, Colladon risponde alla questione partendo dalle difficoltà del periodo e sui mezzi obsoleti chiarisce. Gli autobus nuovi stanno già circolando dunque, ma gli equilibri economici e finanziari devono stare al passo con l'andamento dei prezzi. Sulla questione subaffidamenti i problemi rimbalzano sulla difficoltà di reperire autisti. E anche loro non hanno la possibilità di trovare gli autisti e quindi anche loro hanno questa difficoltà, e se ci vengono istituiti di turni bisogna che noi li copriamo, questa è la verità. Quindi ecco che loro per esempio hanno degli straordinari e noi chiediamo alle persone se sono disponibili, non è che obblighiamo le persone a fare straordinarie. La sicurezza sui mezzi infine è argomento sensibile. L'azienda sta già attivando il sistema Panic Button, dove il conducente in caso di emergenza aziona un pulsante per far scattare l'allarme. Tutti quelli che stiamo acquistando hanno questo sistema, avranno questo sistema, quindi questo è quello che possiamo fare noi. Dopo il discorso dell'ordine pubblico non è che possa essere l'azienda di trasporto che se ne fa carico. Chi invece decide di stoppare lo sciopero, quindi siamo su un altro fronte, è la categoria dei benzinai. La mobilitazione resta, ma il secondo giorno di sciopero viene cancellato. Dopo un'altra giornata convulsa, anche le sigle che avevano promesso di mantenere lo stop per domani, Fegica e Figisc Confcommercio, oltre ovviamente all'Associazione Gestori Carburanti Treviso, guidata da Moreno Parin, hanno revocato la seconda giornata di sciopero a favore, dicono, degli automobilisti e non certo del governo. Anche quest'ultimo tentativo di rimediare a una situazione ormai logora, spiegano i gestori parlando del nuovo vertice nel pomeriggio a Roma, non è riuscito a evidenziare alcun elemento di concretezza che possa consentire anche solo di immaginare interventi sui gravissimi problemi del settore e di contenimento strutturale dei prezzi. Appare ormai chiaro, aggiungono, che ogni tentativo di consigliare al governo ragionevolezza e concretezza non può o non vuole essere raccolto. Per questa ragione anche insistere nel proseguire nell'azione di sciopero utilizzata per ottenere ascolto dal governo non ha più alcuna ragione di essere, quindi dicono i gestori trevigiani a malincuore revochiamo lo sciopero. Le pompe dunque aperte domani, lo sciopero si ferma oggi. E domani, venendo alla cronaca giudiziaria, è anche il giorno della prima udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti. La procura contesterà la scarsa manutenzione dei macchinari in cantiere. Intanto CGIL e CISL si costituiranno parte civile, ma al presidio fuori dal tribunale il sindacato del segretario Paglini non ci sarà. Agganciato alla fune che reggeva il carico di impalcatura e piombato sul 23enne Mattia Battistetti la mattina del 29 aprile 2021 in cantiere a Montebelluna ci sarebbe stato un anello usurato. Una scarsa manutenzione che avrebbe contribuito dunque al tragico infortunio, secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura della Repubblica, così come il movimento del carico della gru sopra le teste dei lavoratori. Di questi e altri aspetti si discuterà nel corso del processo per omicidio colposo che si aprirà domani al Tribunale di Treviso, preceduto dal sit-in organizzato dai familiari di Battistetti e dall'associazione che porta il suo nome e a cui hanno deciso di partecipare diverse realtà politiche e sindacali, dal Partito Democratico alla CGIL all'ANPI. Per noi era doveroso accogliere l'appello lanciato dalla madre di Mattia, spiega il segretario provinciale Dem Giovanni Zorzi. CGIL e CISL hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo, ma quest'ultima sigla non sarà presente domani al presidio davanti a Palazzo di Giustizia. Non saremo in piazza perché riteniamo che la giustizia si debba fare dentro le aule del Tribunale e per questo domani mattina ci costituiremo parte civile e così faremo anche in tutti i processi che si apriranno per individuare tutti i responsabili delle morti che ci sono stati in questo periodo sul territorio di Treviso. E proprio davanti al Tribunale di Treviso nel luglio 2021 aveva minacciato di farsi esplodere. Oggi l'uomo, un 56enne di San Marco di Resana, è stato ritrovato senza vita in seguito, a quanto risulta, a un gesto estremo. Un tragico epilogo che ha profondamente rattristato la comunità di Resana e il sindaco Stefano Bosa. Il 56enne era salito alle cronache per aver inscenato la clamorosa protesta legata alla situazione fallimentare della sua azienda e alla messa all'asta della casa di famiglia. Era il 7 luglio di
del 2021. Quel giorno d'estate aveva bloccato l'accesso al tribunale finché non era stato convinto a desistere dal suo intento. Oggi purtroppo il tragico epilogo. Anche 10 mesi di attesa, cambiamo argomento, per chi deve rinnovare o chiedere ex novo il passaporto. È un problema sempre più forte anche a Treviso. Il questore chiede pazienza e dice il numero delle richieste è letteralmente esploso. Purtroppo il numero delle richieste è esploso negli ultimi mesi, facciamo fronte a questa emergenza. 7, 8, 9 mesi per poter rinnovare il passaporto. Un telespettatore ci ha chiamato segnalandoci che per avere il documento dovrà attendere ben 10 mesi. Sulla piattaforma della polizia, infatti, per prenotare un giorno bisogna attendere non poco. I posti liberi sono pochi e soprattutto non prima dell'estate. Disagi tanti, soprattutto per chi vorrebbe già pensare alle vacanze o a qualche viaggio. Una criticità che non riguarda solo la provincia di Treviso o il Veneto. Il problema è stato ammesso anche dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera. C'è stato, ha spiegato, un incremento delle richieste di rilascio per una serie di fattori: la fine delle restrizioni per il Covid, la Brexit, le difficoltà legate al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio. A Treviso il questore spiega: abbiamo cercato di affrontare questa emergenza rafforzando gli uffici. Chiaramente in questa situazione garantiamo le emergenze, quindi chi deve partire ha dei canali per presentarlo e avrà il passaporto per tempo per partire, e chi non ha fretta chiediamo di aver pazienza e di mettersi in coda. Quello che mi preme dire è che chi deve partire ha la possibilità e il diritto di avere il passaporto per tempo. Insomma, nonostante il portale e i tempi richiesti per chi ha la necessità di ottenere il passaporto entro breve tempo potrà richiederlo. Per tutti gli altri bisognerà armarsi di pazienza. Gli anni di pandemia non hanno di certo aiutato, creando code e ritardi che non sarà facile riassorbire. La voglia poi di tornare a viaggiare e tornare a spostarsi anche per lavoro ha aggravato una situazione già congestionata. La crisi dell'avvocatura, il numero di cause sempre inferiori visti i costi e le conseguenze della riforma Cartabia, alcuni temi che abbiamo affrontato con il nuovo presidente degli Ordini degli Avvocati di Treviso, Diego Casonato. Diego Casonato, 65 anni, avvocato civilista, prende le redini dell'Ordine degli Avvocati di Treviso in un momento in cui la professione è in crisi e tanti sono i fronti aperti, a cominciare dall'eccessivo numero di professionisti nella Marca. Siamo oltre 2000 avvocati e le do solo un dato: quando mi sono iscritto nel 1984 ero il numero 320. Non c'è lavoro per tutti e questo comporta uno scenario ben diverso da quello di un tempo. Una generalità di redditi più bassi e poi soprattutto il problema delle avvocate donne che mediamente hanno sempre il 50% del reddito rispetto agli avvocati maschi. Donne che guadagnano di meno, dovendosi dividere tra lavoro magari da casa e famiglia, un problema questo che bisogna cercare di risolvere, spiega il neopresidente, a cui si somma meno richiesta di prestazioni. Le cause sono diminuite perché le cause sono estremamente onerose, oggi come oggi, e quindi la gente, tante volte la giustizia, i diritti del cittadino vengono penalizzati anche da questo eccesso. Entro questi contorni si inserisce la riforma Cartabia che complica la vita anche agli avvocati, spiega Casonato. Si dovrà imbastire la causa, il processo civile, in tempi molto stretti, praticamente in 120 giorni. Questo renderà difficoltoso il lavoro per noi. Mi auguro che che l'avvocatura, i vertici dell'avvocatura intervengano anche con il Ministero per cercare di rendere possibile questo processo. Infine la situazione non facile a Palazzo di Giustizia a Treviso. Ci sono difficoltà per quello che riguarda, secondo me, gli uffici, perché i magistrati ci sono, però gli uffici sono un po' sguarniti. Con la riforma Cartabia sono aumentate le competenze dei giudici di pace e questo, a mio avviso, è molto preoccupante, perché gli uffici dei giudici di pace sono ancora più scarni di quelli del tribunale
e aumentando le competenze questo rischierà di infossare la giustizia. La cronaca con l'incendio questo pomeriggio intorno alle 16 in via Castellana a Treviso. Le fiamme sono divampate forse a causa di un cortocircuito partito da un televisore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Treviso che hanno domato il rogo evitando che si propagasse in tutta la casa. Una persona è rimasta intossicata ed è stata soccorsa dal SUEM e portata in ospedale a Treviso. A Conegliano invece la polizia ha scovato uno dei 3 autori di una violenta rapina ad alcuni ragazzi quest'estate a Jesolo. Ad agire erano in 3, accerchiavano le loro vittime, le picchiavano e poi le derubavano. È accaduto all'esterno di una discoteca di Jesolo lo scorso luglio. A finire in manette uno dei presunti responsabili. Si tratta di un 22enne cittadino albanese dimorante nel Trevigiano, ma di fatto irrintracciabile e senza fissa dimora, che è stato localizzato in una struttura ricettiva del Coneglianese e condotto presso la casa circondariale di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini dirette dalla Procura di Venezia hanno portato a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'albanese già conosciuto alle forze dell'ordine per rapina in concorso. I 3 giovani a tarda notte in 2 distinti episodi avevano accerchiato ed aggredito alcuni ragazzi in vacanza, seguiti e presi di mira all'uscita della discoteca impossessandosi di portafogli, cellulari e poche centinaia di euro. Le vittime, 21enni, erano state buttate a terra dal branco, colpite con estrema violenza, con calci anche in testa e poi immobilizzate. Tutte avevano riportato lesioni ed avevano dovuto ricorrere alle cure in pronto soccorso. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai poliziotti del commissariato di polizia di Conegliano con l'ausilio dei colleghi della squadra mobile di Venezia. E poi ci sono i furti in casa, i ladri in azione nel pomeriggio di ieri a Susegana, la paura delle inquiline. Intanto invece a Farra di Soligo, dopo 20 giorni di sorveglianza speciale, l'allarme almeno adesso pare rientrato. Partiamo però da Susegana. Sono entrati dalla finestra del bagno, hanno rotto il lucchetto e hanno provato in più punti a aprire la finestra. L'ondata di furti nella Marca non è ancora finita. L'ultimo episodio, ieri pomeriggio a Susegana, in via De Gasperi, dove una banda di ladri si è introdotta in un appartamento al piano terra di un residence. Porta d'ingresso barricate, scuri chiusi, un arroccamento che ha permesso alla banda di agire indisturbata. Ho provato a aprire la porta appena entrata da lavoro e ho sentito che qualcosa forzava e non riuscivo a aprirla perché c'era il mobiletto appoggiato davanti. E poi ho aperto la luce e mi sono ritrovata davanti a tutti gli altri mobili aperti e tutte le cose spostate. Ed è così che Luana, inquilina dell'appartamento, si è subito diretta verso la camera da letto, trovandosi di fronte a una porta forzata e spalancata, chiusa da lei a chiave prima di uscire, proprio per difenderla dai furti ormai dilaganti, almeno una decina a Susegana negli ultimi giorni. Sono andata avanti, sono andata in camera, ho visto i vestiti buttati sul letto, i cassetti aperti e hanno guardato un po' ovunque. E cosa hanno preso? Alla fine non hanno portato via niente, anche perché io non tenevo niente di valore in casa. Soldi non ne avevo, gioielli neanche, il computer non li hanno presi. Nessuna refurtiva, in casa dopo l'accaduto rimangono i danni, ma soprattutto tanta paura. Ha paura? Oddio, sì, un po' di paura ce l'ho. Adesso ho passato la notte dopo a saltare per ogni minimo rumore che sentivo praticamente. E se ci spostiamo a soli 20 km da Susegana, a Farra di Soligo, altro epicentro negli ultimi mesi di furti in abitazione, la situazione sembra essere rientrata dopo la richiesta del sindaco Mattia Perencin al prefetto di una sorveglianza integrata. Devo dire che fortunatamente, incrocio le dita su questo, pare che ora la situazione si sia calmata. È stata fatta diversa attività preventiva, tra cui anche una serie di posti di blocco con delle attività coordinate da forze dell'ordine, da il battaglione Mestre che è stato messo a disposizione e inviato sul posto, così come poi anche dalla polizia locale. Noi tra l'altro abbiamo anche potenziato il servizio con le telecamere e abbiamo firmato anche con la prefettura il patto per la sicurezza urbana. La paura all'alba in A4 tra Cessalto e San Donà di Piave, dove un mezzo pesante si è incendiato poco dopo le 5 per causa in fase di accertamento. Il tratto in direzione Trieste
è stato chiuso per quasi 7 ore per consentire i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente del mezzo, un camionista bulgaro riuscito nel frattempo a uscire dall'abitacolo, è rimasto leggermente ferito. Poco prima delle 12, come dicevamo, il tratto autostradale è stato riaperto al termine delle bonifiche della corsia di marcia, ovviamente pesanti i disagi in quelle ore. E fu un tragico incidente stradale in servizio a strappare alla vita 4 agenti di polizia a Treviso. Sono trascorsi 26 anni da quella tragedia, ma il ricordo è indelebile. Stamane la commemorazione in questura. Il vice ispettore Massimo Paccagnan, 32 anni, il capo pattuglia Fagno Soligo, 27 anni, gli agenti scelti Andrea Maurer, di 32 anni, e il 21enne Luca Scapinello. Tutti e 4 morirono la notte del 25 gennaio 1997, mentre si recavano in un luogo dove era in corso una rissa. Ero di turno e dovevo dare a loro il cambio del servizio di volante e ci siamo trovati in questura con una doccia gelata. E la prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati sul posto dove era accaduto il fatto, praticamente in un lungo silenzio, perché parole non ce n'erano. Questa mattina alla ricorrenza erano presenti anche alcuni familiari delle vittime, il questore Manuela De Bernardin Sadoani, il prefetto Angelo Sidoti, i colleghi, ma anche tanti cittadini. Il ricordo era di quattro amici, 4 colleghi, 4 persone che avevano messo prima di tutto lo spirito di servizio nei confronti della collettività. Loro, posso dire, insomma, ma anche in maniera un po' brutale così, sono morti perché credevano in quello che facevano. Stavano andando verso Ponte della Priola ad aiutare altri colleghi in difficoltà. Sulla Pontebana la tragedia. 26 anni da quel terribile giorno, la ferita rimane aperta. Per noi queste giornate sono fondamentali, spiega il questore, non solo perché ci raccogliamo attorno ai familiari, ma per ricordare l'esempio e l'abnegazione che i nostri colleghi ci hanno lasciato. Pochi istanti di pubblicità, poi una storia dal Mozambico. Rieccoci in studio in diretta con la storia di Matteo Crespan, 24 anni, è un allenatore di rugby e 10 giorni fa si è trasferito in Mozambico per insegnare in quel paese ai ragazzi questo sport. Ho una nuova idea, una nuova voglia di andare a esportare il rugby, il nostro sport, nel continente africano. Un'idea che ha portato Matteo Crespan, 24 anni, di Treviso, a volare per un anno in Mozambico per insegnare il rugby ai ragazzi di Maputo. Originario di Santabona, un passato nella Tarvisium, Matteo da quando ha 18 anni allena i bambini. 4 anni fa la decisione di trasferirsi in Francia, a Tolosa, per continuare il suo lavoro di allenatore. Ma il giovane vuole provare una nuova esperienza e così, dopo aver parlato con alcuni amici, capisce che la sua meta è proprio il Mozambico. Mi sono reso conto che nel continente africano si poteva ancora fare molto e da qui questa mia decisione di venire ad aiutare i ragazzi qui in Mozambico a divertirsi e a vivere il nostro sport. L'idea è davvero di accompagnare i ragazzi nello sport ma anche nella scuola, quindi appunto lavorare in binomio con la scuola per incentivare il percorso scolastico oltre a quello sportivo. E sì, sono comunque ragazzi che vivono la giornata. Superate le prime difficoltà legate al gran caldo e alla lingua, Matteo si è ben presto inserito tra i ragazzi di Maputo. Sono ragazzi molto semplici che giocano in un campo che è un quadrato di sabbia, giocano scalzi con dei vestiti insomma non tecnici, con dei palloni non della migliore delle qualità, ma si divertono tantissimo. Lo sport va oltre ogni barriera e frontiera, ci racconta Matteo, che finita l'esperienza in Mozambico vorrebbe continuare a viaggiare tra America Latina, Sud-Est asiatico per proseguire il suo impegno con i ragazzi che vivono situazioni difficili. Convincere davvero che lo sport è una strada per il divertimento, per l'emancipazione.
Domani ricorre l'80° anniversario della battaglia di Nikolaevka. Il gruppo Alpini di Castelfranco ricorderà quei tragici eventi nella giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. 80 anni dopo la tragica battaglia di Nikolaevka, gli alpini non dimenticano. Il 26 gennaio del 1943 fu scritta una pagina drammatica della nostra storia. È la tragedia dell'esercito italiano che fu letteralmente mandato al massacro. In Russia si dice che sotto ogni girasole ci sia il corpo di un soldato italiano. E il 26 gennaio, in occasione dell'anniversario di Nikolaevka, ricorre la giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, istituita per legge, il cui scopo è quello di tenere vivo il ricordo della battaglia e di promuovere i valori della difesa, della sovranità e dell'interesse nazionale, nonché dell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato che gli alpini incarnano. E proprio domani le penne nere del gruppo di Castelfranco Veneto ricorderanno i tragici eventi di Nikolaevka alle 9 con l'alzabandiera presso il monumento ai caduti in piazza Marconi. Alle 20:30 poi la cerimonia di commemorazione con la deposizione di una corona d'alloro ai caduti, le testimonianze e infine l'ammaina bandiera. Adesso le notizie dal Bellunese. Due le valanghe questa mattina si sono staccate sulle Dolomiti e la seconda ha travolto una sciatrice veneziana. Si è rischiata un'altra tragedia. Fortunatamente la donna è stata recuperata in extremis e non sarebbe in pericolo di vita. Sfiorata la tragedia questa mattina per due valanghe che a pochi minuti di distanza l'una dall'altra si sono staccate sulle Dolomiti. La prima intorno alle 12:30, quando il 118 viene attivato per un primo distacco di piccole dimensioni finito sulla pista Fedare sul Nuvolau, nella zona dove 10 giorni fa aveva perso la vita la 34enne veneziana, maestra di sci Giulia Ramelli, travolta da una valanga. Il soccorso pista della Guardia di Finanza intervenuto provvede alla bonifica escludendo la presenza di coinvolti. Mentre sta atterrando in supporto alle operazioni l'elicottero dell'Air Service Center con a bordo equip medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila, l'equipaggio viene immediatamente dirottato sulla seconda valanga non distante dalla pista sul Monte Padon di fronte alla Marmolada. Fuori pista un gruppo di ragazzi era uscito e una signora è stata travolta. E qui è intervenuto il personale che era presente sul posto e i suoi compagni l'hanno localizzata e sono riusciti a addestrarla in tempi celeri e alla fine salvargli la vita, no? Perché poi l'immediato è sempre quello, la cosa fondamentale. La sciatrice, una 52enne di Mestre, viene subito soccorsa dal personale medico sbarcato nelle vicinanze per i possibili traumi riportati e per la probabile ipotermia e poi trasportata all'ospedale. Fondamentali sono state le dotazioni, sonda, pala e arva di cui erano in possesso sia la donna che gli altri sciatori con lei. Era fondamentale che in questo caso avessero questa strumentazione, altrimenti la ragazza probabilmente non sarebbe rimasta in vita. Barattini, nell'invitare ad allenarsi all'autosoccorso e a dotarsi di tutta la strumentazione necessaria, chiede di fare massima attenzione durante le uscite, visto che in questi giorni la neve fresca caduta si è appoggiata sopra la precedente neve ghiacciata. Questo, insieme al vento, ha creato degli accumuli a debole coesione. Rimarrà un grado alto perché 3, non dimentichiamo, in una scala da 1 a 5 non è la metà, ma la consideriamo come una scala logaritmica, quindi aumenta in modo esponenziale, quindi non dimentichiamo che si possono staccare valanghe spontanee, no? Anche di medie dimensioni, sui pendii sopra i 30-35 gradi. E nel frattempo a Sedico l'assessore regionale all'ambiente Bottacin, proprio nei momenti in cui accadeva questo, incontrava le amministrazioni dei comuni coinvolti nelle opere a tutela della popolazione dai fenomeni proprio valanghivi. Neanche a farlo apposta, mentre due slavine si staccavano dai versanti delle montagne bellunesi, a Villa Pà di Sedico l'assessore all'ambiente e protezione civile Giampaolo Bottacin presenziava una conferenza proprio sul tema dello stato di avanzamento dei lavori di difesa dalle valanghe e i piani operativi di intervento della protezione civile. Piano di protezione civile che abbiamo attivato dopo l'uragano Vaia a causa dei siti valanghivi che si sono generati a causa della caduta degli alberi, in modo particolare quei siti valanghivi che possono creare
problemi ad abitazioni o viabilità. 29 gli interventi già avviati dal 2019 ad oggi, 22 in Agordino, 2 in Cadore e 5 in provincia di Vicenza. Interventi fondamentali per la sicurezza del territorio, ricalca Bottacin. Di questi alcuni hanno già raggiunto il completamento, altri sono in fase avanzata e altri ancora in itinere sulla base delle priorità di gestione del rischio. Il piano che è stato realizzato, un piano colossale che è stato impostato già subito dopo Vaia, quindi a fine 2018, rimane ancora in vigore, e anche di ulteriori nuovi siti, 5, probabilmente 5 o 6, che saranno interessati da nuovi cantieri. Interventi quindi a tutela e salvaguardia delle persone e delle infrastrutture per ridurre per quanto possibile i rischi derivanti dai fenomeni valanghivi. Le opere di difesa per le valanghe, mano a mano che vengono realizzate e collaudate, poi possono generare una riduzione del rischio nei nuovi siti valanghivi. Adesso i trasporti. Stamane l'assessore e vicepresidente regionale Elisa De Berti ha confermato le tempistiche sulla riapertura della tratta ferroviaria Belluno-Calalzo. Tra i 15 e i 20 giorni è quanto si dovrà attendere per la riapertura della linea ferroviaria Belluno-Calalzo, chiusa inizialmente il 10 gennaio all'altezza del ponte ferroviario di Ospitale di Cadore per il cedimento apparentemente non grave ma potenzialmente compromettente del terreno sottostante i binari. Pochi giorni dopo una piccola frana caduta sulle rotaie ha costretto alla sospensione dei treni anche nella tratta Ponte nelle Alpi-Longarone. Una data di riapertura c'è, i lavori stanno andando avanti, si parla di metà febbraio. Di fatto, se non ci saranno imprevisti, verrà riaperta anche la linea Ponte nelle Alpi-Calalzo. Trenitalia è impegnata sul luogo per garantire comunque un servizio di trasporto ai pendolari, prosegue l'assessora Elisa De Berti. I passeggeri quindi costretti ad usufruire dei mezzi sostitutivi su gomma e che devono tuttavia fare i conti con il traffico spesso congestionato della statale 51 di Alemagna. L'appello di De Berti è quello di proseguire con la manutenzione ordinaria del tessuto ferroviario per prevenire ulteriori disagi in futuro. Soluzioni alternative non ce ne sono, l'infrastruttura ferroviaria è quella, l'importante è fare quello che raccomandiamo noi, tanto sulle strade quanto sulle infrastrutture ferroviarie, di continuare a fare le adeguate manutenzioni ordinarie sull'infrastruttura per non trovarsi nel corso del tempo a problemi di cedimenti infrastrutturali come questo. Torniamo a Belluno. Il prossimo 30 gennaio durante il Consiglio Comunale del Capoluogo si voterà per l'approvazione del piano triennale di amministrazione presentato dalla Giunta De Pellegrin. Dalla minoranza però sono già arrivate pesanti critiche. Un documento modesto, scarno di idee e di visione complessiva sul futuro della città. Così il commento del gruppo consigliare di opposizione Belluno Valore Comune in riferimento al documento unico di programmazione presentato dalla Giunta Comunale e contenente il piano di gestione amministrativa triennale per il capoluogo. Troppe manchevolezze verso i problemi strutturali della città, ci riporta il capogruppo Mirko Costa. Scarse infrastrutture per la mobilità sostenibile, mancanza di politiche di natalità, nessuna politica abitativa, scarsa progettualità per il rilancio del turismo e poca attenzione ai giovani. È un documento un po' scialbo, dovrebbero esserci scritti degli impegni da qui a 3 anni, quindi è un documento essenziale per capire che cosa vuole fare o non fare questa amministrazione. Oggi abbiamo solo il PNRR, che però è stato fatto dalla passata amministrazione, e sono le uniche cose che di fatto portano avanti. E poi ci sono gli aumenti delle tariffe. Valore Comune accusa l'amministrazione di aver sostanzialmente scaricato la responsabilità degli aumenti agli enti gestori dei servizi. Vengono modificate le tariffe e non le tassazioni, no? Quindi si può dire io non ho aumentato le tasse, è vero, però le tariffe sono aumentate. Lo vedono soprattutto delle persone che hanno visto degli aumenti del 9%, per esempio in Sersa, le mense scolastiche per i bambini. Insomma, loro se ne accorgono, altri forse un pochettino meno. Il dibattito avrà luogo in sede del Consiglio Comunale che si terrà lunedì 30 gennaio, data in cui il bilancio previsionale sarà posto alla prova del voto. Noi avremo modo anche in Consiglio di esplicitare alcune manchevolezze che spero vengano poi rimpinguate da nuove idee e nuovi progetti. In chiusura la nostra programmazione, alle 21:15 torna questa sera la nostra storia del programma di Lucio Zanato, che offre attraverso gli straordinari archivi di Antenna 3 un'occasione per parlare del presente e del futuro guardando al passato. E questa sera è un appuntamento speciale perché c'è anche un piccolo scoop all'interno della puntata, uno scoop che vi anticipiamo in questo servizio. Guarda a Giancarla un altro paro di scarpe nuove. E anche la borsa se no. Ma chi sarà che te paga?
Avverto lo spiritoso che a Benedetti non piacciono gli scherzi pesanti, eh? Uè, guarda lassù! Ma sei un matto! Sei pisicato! Ma sei un matto! Sei pisicato! È la scena iconica del film Signore e Signori, ma pochi sanno che il giovane con gli occhiali è Silvano Mezzavilla, che tutti invece conoscono per Treviso Comics. È uno degli ultimi protagonisti del cast che raccontò il profondo nord, come voleva Pietro Germi, in quella contrapposizione con il divorzio all'italiana che altrettanto abilmente raccontò il profondo sud del boom economico. Silvano Mezzavilla ha accettato di raccontarsi e raccontare la sua esperienza di attore nella nostra storia, in onda questa sera dalle 21:15 su Antenna 3. Eccone un'anticipazione. Gianmaria Ferretto, giornalista e scrittore poi, va bene, mio compagno di prima media, era stato arruolato come assistente alla regia e tra i compiti che lui aveva era anche quella di trovare persone, va bene, che avessero un po' la passione per il teatro. Lui si rivolse a noi, ai suoi amici, e quindi tra questi amici c'ero anch'io. Un'avventura per quei ventunenni che è diventata storia della città, anche se Treviso mal digerì all'inizio questa sua rappresentazione, al punto che, per non urtare certe sensibilità, si cambiò addirittura la sigla sulle targhe. Sono targate RZ, che voleva dire, almeno da quello che si diceva, Reggio Zagabria, che voleva dire una città un po' in bilico tra il meridione chiuso dentro a delle convenzioni e il nord, Zagabria. Tanti gli aneddoti che Mezzavilla racconta nel suo Signore e Signori, così come per l'esperienza di Treviso Comics, anticipato nella prima parte del programma dallo storico senatore Angelo Pavan, con la sua esperienza di governo, ma anche di sindaco di paese e volto della DC corderiana. Una puntata ricca di ricordi, ma anche di riflessioni sul nostro passato per guardare al futuro. Obiettivo di ogni puntata della nostra storia. Allora questa sera 21:15 non mancate con la nostra storia. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, dunque tempo buono sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 26 gennaio. Sul Veneto tanto sole con cielo da sereno a poco nuvoloso, qualche addensamento ma innocuo e precipitazioni assenti, venti a tratti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Temperature minime in lieve calo, comprese tra -4 e 1 grado, massime invece tra i 3 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento, lo vediamo dalla grafica, con cielo in prevalenza limpido, bora da moderata sostenuta sulla costa. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche nube bassa al mattino, ma presto in dissolvimento, soleggiato a seguire. Temperature minime sotto 0, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.